Allora, professor Gubita, lei tirare un po' le fila di tutti questi ragionamenti, c'è anche questo tema qui, vale a dire del curriculum lungo o corto, cioè un'unica esperienza professionale in questo momento non è cool? Un'ottima domanda. Provo a non ripeterò le cose che sono state dette, voi avete elencato i problemi, io provo a darvi una to-do list, come si dice, delle cose da fare domani. Poi voi prendete gli impegni. Lei ha preso appunti, vedo. Sì. La prima cosa da fare è cambiare la narrazione sul lavoro e sull'impresa, e questa è una responsabilità di chi fa informazione, ma anche della politica. Cosa vuol dire cambiare la narrazione sul lavoro? Eliminare dal vostro gergo e dal vostro gergo la parola fuga e parlare di circolazione delle persone, di circolazione del capitale umano, perché nessuno di voi e nessuna famiglia sogna che i propri figli e le proprie figlie lavorino sotto il proprio condominio o a distanza di quartiere. E allora la cosa da fare, caro Presidente, quando parliamo di circolazione, è lasciare che i nostri se ne vadano per un periodo all'estero, perché no? E trattenere i migranti. Allora l'impegno che voi dovreste prendere, ve li presento tutti io, una buona parte ve li presento io, andare a corteggiare la comunità di studenti e studentesse straniere che hanno scelto le nostre università per la formazione terziaria. Ne abbiamo qualche migliaio in Veneto. Quanti sono andati a corteggiarli, a dare loro una buona motivazione per fermarsi qui nelle nostre aziende? E questo è l'impegno che dobbiamo prendere, perché li abbiamo qui, li abbiamo portati qui, diamo loro le borse di studio, portiamoli a fecondare di culture diverse le nostre imprese, le nostre comunità e le nostre famiglie. L'altra cosa da fare è: noi celebriamo sempre quelli che sono andati all'estero. È un errore madornale. Dovremmo raccontare le belle, interessanti, promettenti carriere delle persone skillate, preparate, motivate, ambiziose, che vivono e lavorano nelle nostre imprese. Perché altrimenti una persona, un po' come diceva Cettola Qualunque, se non ha ricevuto un'offerta di lavoro fuori regione o dall'estero, dice: dove ho sbagliato? Dove ho sbagliato? E questa è responsabilità non mia, vostra e vostra. Perché noi alle persone che lavorano qui non andiamo mai a chiacchierarle o a parlarci. Secondo aspetto, poi chiudo, dicevo cambiare la narrazione non solo del lavoro, ma anche della filiera formativa. Se le famiglie non mandano le persone, i propri figli e le proprie figlie, è la cosa più bella che hanno, in un istituto tecnico professionale, in un istituto tecnico industriale o in un ITS, la responsabilità, secondo me, non è delle famiglie. Cosa ne sa un cinquantenne o una cinquantenne di come evolverà il mercato del lavoro o le professioni? Possiamo scaricare sulle famiglie la responsabilità? Io penso di no. La responsabilità è vostra, in primis, e anche mia, in piccola proporzione. in piccola proporzione. Scherzo, ma noi facciamo la nostra parte, adesso vi dico anche come. Quindi cambiare la narrazione della filiera formativa e finirla di dire che non c'è collaborazione tra sistema formativo e comunità socio-economica. Sappiate che da anni la nuova offerta formativa universitaria viene coprogettata con le categorie economiche e sociali. Quindi se continuate a dire che la filiera formativa non genera le skill o gli orientamenti cognitivi o le abilità relazionali che servono al sistema socio-economico, state dicendo che voi non fate bene il vostro mestiere. E io dubito che sia così. Avete una rappresentazione distorta della realtà che esiste. Facciamo job orienta, per cosa serve? Capisci? Ecco, quindi ci sono delle realtà o delle iniziative, ma anche dei modelli di governance che funzionano.
provo, no, vi porto un esempio concreto, l'abbiamo lanciato proprio oggi a Padova, abbiamo lanciato la laurea magistrale in Management for Sustainable Firms, management per le imprese sostenibili, in inglese, certo, perché il mondo è internazionale e perché se vogliamo gli studenti stranieri, le studentesse straniere, dobbiamo parlare in inglese. Questa laurea magistrale è stata progettata con la gente come voi, con le imprese, le abbiamo convocate e assieme a loro abbiamo disegnato un corso. Se sarà un fallimento, non sarà un fallimento dell'università, sarà il fallimento di un progetto co-progettato. Se sarà un successo, e lo sarà, ovviamente, scherzo, ma insomma l'auspicio è che lo sarà l'espressione, una delle espressioni attraverso le quali questa comunità sa farsi carico di disegnare il proprio futuro. E quindi, me lo lasci dire, finiamola di parlare solo delle cose che non vanno bene, che sono importanti, ne dobbiamo parlare per rimuoverle, ma parliamo delle cose belle che accadono qui, nel lavoro, nelle imprese, nella società e dentro le università e in tutta la filiera formativa. Molto chiaro e grazie al professor Gubitta per questa lista di cose da fare. Io ho preso nota anche perché ho preso anche carne e quindi in quanto operatore dell'informazione. Cioè, qualche volta bisogna spiegare che fa figo fare il carrozziere. E abbiamo accompagnato delle aziende che cercavano di formare carrozzieri e non ne trovavano e siamo riusciti attraverso il San Gaetano a farlo. E questi ragazzi un anno prima di finire avevano già il posto di lavoro e raccontando quello che hanno fatto, abbiamo fatto con un piccolo, diciamo, anche formato informatico e comunicativo, ha attratto altri giovani che hanno visto che quel modo di lavorare non era il carrozziere di 20 anni fa con la tutta colorata, eccetera. È una persona che quasi quasi viaggia con camice bianco e che lavora in maniera assolutamente adatta al terzo millennio. Certo. Se posso aggiungere un'ultima battuta rispetto a questa, grazie, mi ha alzato la palla, faccio le gong di turno. E cioè, da alcuni anni con l'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova, che abbiamo creato con la Regione Veneto, stiamo portando in tutte le scuole del Veneto le trasformazioni del lavoro, spiegando che l'idraulico di domani è un idraulico che deve maneggiare gli strumenti digitali. E questo vale anche per l'operatore sociosanitario. E ne abbiamo formati 13 o 14 mila negli anni scorsi con Union Camere. Con la Camera di Commercio di Vicenza, lunedì 27 di febbraio, inizieremo un progetto per le scuole della provincia di Vicenza per evitare che pensino che il carrozziere o il meccanico siano il carrozziere o il meccanico narrato dai nonni, che non esiste più. Allora ai nonni diremo di non raccontarle, ai nipoti, alle nipoti, non siamo più al tempo dei film neorealisti. Allora ringrazio per essere stato con noi Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale, professor Paolo Gubitta, grazie per la competenza e per aver portato al nostro dibattito elementi importanti, Marilisa Munari, Antonella Tocchetto, ha promesso di tornare allora per portare fortuna. Giorgio Conte, grazie di essere stato con noi. Corrado Cortese, prima serata torna domani con la conduzione di Tiziano Bullato. Noi ci vediamo la settimana prossima. Buonanotte, grazie.